Due versi che Ciro di Gleria, memoria storica di Paolaro, ha scritto per riflettere sui tempi che stiamo vivendo. Lara Boccalone, Andrea Ravasini. Lontano, la notte turbinosa, si sente il canto della civetta che palesa il destino, che tocca chi spegnerà la luce, strangolato dal Covid. La sua intensa preghiera contro il Covid, Ciro di Gleria, classe 38, memoria storica e oracolo vivente della sua Paolaro, l'ha composta con la vecchia macchina per scrivere nelle lunghe giornate di solitudine forzata, lassù dove il virus a novembre ha fatto 200 contagi e una decina di morti tra le appena 2000 anime del paesino carnico. Cerca di guardare almeno loro, Signore, che stanno tentando subito di far tornare quel sereno di ieri che adesso in tutto il mondo manca. Muratore poeta dalla pluripremiata vocazione che da autodidatta ha sempre seguito con costante impegno, impastando con la stessa passione calcina e parole. Nei versi, prezioso glossario di vocaboli friulani decaduti, chiama il Covid castigo e condensa il dramma e lo sconvolgimento che ha provocato, visti con gli occhi resilienti della gente di montagna, comunità dall'umanità e sensibilità altre, e di chi la tragedia l'ha già vissuta con la guerra e il sisma del 76. A chi pensava quando componeva? Prima cosa ai morti, agli anziani che vanno via così, poi ai medici, a tutti gli operatori e anche a mia figlia che fa l'ingegnere e la sferetta al mezzo. La vita di ieri dimenticata è quella di oggi che non sappiamo dove ci porterà. Si considera un sopravvissuto e nella sua partecipazione pensosa alla pandemia, da custode del suo microcosmo e dei valori di quanti come lui hanno impostato la vita sul sacrificio, invita a riflettere sulla fragilità umana, sul senso di vuoto, sulle tante esistenze ed esperienze perdute che nessuno potrà mai sostituire. Che cosa ha portato via il Covid? Gli anziani, il sale della terra. Parole di forza lasciate in eredità ai più giovani, a chiedergli di scriverle il suo medico di famiglia. Ho pensato di chiedere a Ciro perché solo lui poteva scrivere qualcosa che arrivasse direttamente al cuore di tutti, rimanesse appunto come testimonianza.